Un percorso irto di ostacoli e obiettivamente lungo. Erano 2 anni che il progetto di legge che perfeziona la normativa per i volontari del soccorso alpino passava senza risultato da una commissione all'altra del Consiglio regionale Veneto. Ora, finalmente, il testo è stato approvato e la soddisfazione è unanime. Un grande passo avanti per la sicurezza in montagna e per quello che offre la montagna ai turisti e ai residenti. Riorganizzazione e maggiori risorse economiche i punti cardine del progetto di legge. È un progetto di legge che dà un'impronta fortemente sanitaria al lavoro del soccorso alpino, perché di fatto i soccorritori vanno a raggiungere persone per lo più ferite e che hanno bisogno di interventi sanitari. Quindi la certezza dei finanziamenti deriverà dall'ambito sanitario, che è quello che in questo momento dispone di maggiori risorse finanziarie. Dopo l'avvio della discussione del bilancio in calendario la prossima settimana, la legge sarà portata all'attenzione dei consiglieri di Palazzo Ferrofini nella riunione immediatamente successiva, e cioè entro una quindicina di giorni. È una misura importante perché stabilizza soprattutto le risorse destinate agli investimenti, laddove per investimenti si intendono i dispositivi di protezione individuale, l'ammodernamento dei mezzi, delle jeep, della rete radio, quindi non orpelli o aspetti cosmetici, ma cose assolutamente essenziali per il proseguio in efficienza e in efficacia del servizio.